Con la candidata Maria Grazia Sanna della lista Sardegna 2020, un altro nome nuovo, un volto nuovo per la politica, soprattutto di questa parte della nostra isola che si dice è stata penalizzata piuttosto fortemente in questi ultimi anni. Eh sì, sono una faccia nuova della politica, spero che insomma, questo impegno e questa voglia di portare avanti un'idea, un progetto venga insomma, premiato e abbia un seguito, soprattutto per appunto il territorio nel quale vivo, nel quale sono nata e dal quale provengono tutti i miei antenati, il territorio di Sassari e tutto il nord-ovest della Sardegna, un territorio appunto mortificato, penalizzato da scelte sbagliate che non lo hanno lasciato crescere, che anzi gli hanno tarpato le ali. E quindi ho sposato questo progetto di Sardegna 2020 provenendo già da una realtà, da un progetto che era un progetto civico per Sassari, proprio con questo intento, con la voglia di portare avanti nuove idee per lo sviluppo della zona di Sassari e di tutto l'Interland, per riportare trasporti, libertà di movimento ai cittadini della nostra terra, far rinascere il nostro aeroporto, i nostri porti, fare in modo insomma che il nord-ovest della Sardegna sia di nuovo quello che era in passato e riprenda a crescere, a produrre come un tempo, soprattutto nell'ottica di quello che è il futuro dei nostri figli, perché io sono una madre, sono sposata e ho un figlio e l'impegno in politica nasce proprio da questa voglia di lasciare a mio figlio la possibilità di scegliere di stare in Sardegna se lo vorrà, perché qua potrà avere e fare delle scelte ed avere delle possibilità di crescita. Un'isola che praticamente oggi come non mai probabilmente è penalizzata, appunto come diceva lei, dai trasporti, che però può fare del turismo, dell'agricoltura e anche, perché no, del rinnovamento dell'industria, per esempio agropastorale, quella che insomma in questi giorni è sulla bocca di tutti, un traino importante per il prossimo futuro. Sardegna 2020 come si pone verso queste problematiche? Ma guardi, le dico, quello che ho visto ultimamente è che c'è una tendenza, anche per esempio nell'ambito del turismo, alla scelta di siti e di luoghi per il cosiddetto turismo esperienziale, per esempio, cioè vivere l'esperienza del luogo, stare a contatto con le realtà lente, antiche, con quello che erano i paesaggi di un tempo, le attività di un tempo, che la Sardegna tutto questo lo può offrire nell'ambito del turismo, insieme a quella che è la realtà e la cultura agropastorale, anche una scelta di tipo turistico. Tutto questo naturalmente deve essere supportato da un sistema che consenta il movimento, che consenta alle persone di venire in Sardegna per tutto l'arco dell'anno e quindi Sardegna 2020 si pone in questo senso con la volontà di cambiare, far soffiare un vento nuovo, il vento del cambiamento, che è quello di dare a questa terra nuovi strumenti per crescere, partendo proprio intanto dal lavoro e creando gli strumenti per nuova occupazione e sfruttando per questo anche quelle che sono proprio le ricchezze della nostra terra e quindi il mondo agropastorale, collegandolo al turismo, le coste e quindi tutto quello che è anche il turismo balneare e tutte le ricchezze che la nostra terra purtroppo in questi ultimi anni non ha saputo sfruttare come avrebbe dovuto. Il vostro leader per quanto riguarda la coalizione è Cristian Solinas, che è praticamente anche il presidente del Partito Sardo d'Azione. Un forte senso di identità che poi alla fine è riuscito a raccogliere intorno a sé 11 formazioni che dovrebbero sostenere questo proprio ritorno a quello che è il senso identitario della nostra isola. Sì, allora il contenitore Sardegna 2020 per noi era la scelta ideale per la candidatura a queste regionali, per portare avanti il nostro progetto proprio perché è un movimento civico, quindi una lista formata appunto principalmente con l'attenzione ai cittadini, quindi professionisti, amministratori locali e all'interno di questo appunto movimento la collocazione in quella che è la coalizione di centrodestra, proprio perché una coalizione civica e identitaria ci è sembrata la scelta migliore, sempre nell'ottica della rinascita proprio della nostra terra, della nostra bellissima Sardegna. La domanda di rito anche per lei: perché dovremmo scegliere e votare Sardegna 2020? Perché c'è in atto un cambiamento, perché ci sono persone nuove che vogliono mettersi a disposizione. Non è facile, lo sappiamo, nessuno dice che sia facile, ma vale la pena provarci, vale la pena mettere in campo le proprie professionalità, le proprie competenze, metterci la faccia e provarci per la nostra terra, per la nostra Sassari e per i nostri figli.